a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera. Ben trovati al nostro appuntamento con Onda Libera. Oggi di corsa più che mai, in ritardo pure, ma siamo veramente con l'acqua alla gola stamattina. Intanto vediamo di aprire la prima pagina dell'agenzia ANSA e la prima notizia è relativa ai fratelli killer, gli autori della strage al settimanale Charlie Hebdo a Parigi, braccati con uno scontro a fuoco, titola l'agenzia ANSA, anche se poi la procura ha smentito. 20 feriti, giallo sui morti, preso un ostaggio. Il prefetto di Parigi dice l'epilogo è vicino, i ricercati barricati con un ostaggio in una stamperia a Dammartin-en-Gueule a nord-est di Parigi. Vediamo un po' cosa ci racconta l'agenzia ANSA adesso, aggiornando quanto sta accadendo proprio in questi minuti. Una sparatoria vicino a Parigi con 2 morti e 20 feriti, e i terroristi hanno preso anche un ostaggio, sono barricati, no, più di uno, con alcuni ostaggi nella sede di un'azienda. È giallo sulle presunte vittime della sparatoria tra i terroristi e la polizia a nord-est di Parigi. Intanto prego la regia anche di mantenere acceso un canale news, magari Rai News o Sky TG, quello che viene più facile fare, per avere aggiornamenti anche magari dagli inviati delle televisioni, così possiamo interagire anche con gli altri mezzi di informazione e dare informazioni le più fresche possibili, visto che si tratta di una questione che è in pieno svolgimento. Dunque ci sarebbero delle vittime di una sparatoria fra i terroristi islamici e la polizia a nord-est di Parigi. I terroristi in questione sono naturalmente i 2 fuggiaschi. Il terzo che era con loro ormai non si sa neanche chi sia. In ogni caso, secondo alcuni media francesi, ci sarebbero 2 morti e 20 feriti in una tipografia a nord-est di Parigi, dove i 2 si sono barricati con un ostaggio, anzi poi la stessa ANSA a parlare di più ostaggi, ma perdonate l'approssimazione, ma è ciò che sto leggendo. La gendarmeria smentisce però che al momento ci siano vittime nello scontro a fuoco. L'epilogo è vicino, dice la gendarmeria. La polizia ha aperto il fuoco contro i 2 fratelli Kouachi, responsabili del massacro al settimanale Charlie Hebdo. La violenta sparatoria si è verificata nella cittadina di Dammartin-en-Gueule, dove i ricercati si sono barricati in una tipografia e hanno preso un dipendente in ostaggio. Da ore gli spostamenti di Sherif e Said Kouachi erano sotto i riflettori di tutto il mondo, scrive l'agenzia ANSA. Erano stati avvistati dagli elicotteri della polizia tra i boschi a nord-est di Parigi. Il prefetto di polizia di Parigi ha detto appunto che l'epilogo è vicino. La spietata caccia all'uomo è continuata con tutti i mezzi, anche quelli tecnologici. Braccati, i 2 però sono rimasti incredibilmente in fuga. Questo è tutto ciò che sa dire l'ANSA in questo momento. Vediamo il sito di prima pagina del Corriere della Sera, che apre con la notizia della nuova sparatoria in corso nella zona delle ricerche dei 2. Sono barricati in questa azienda, dicevamo, di Dammartin-en-Gueule con alcuni ostaggi, i 2 fratelli Kouachi ritenuti responsabili della strage al settimanale Charlie Hebdo. Nella cittadina, che è a 30 chilometri dalla zona dove si sono svolte le ricerche giovedì, nei pressi dell'aeroporto parigino di Charles de Gaulle, sono arrivate le forze dell'ordine e gli elicotteri. C'è stata una sparatoria, un inseguimento precedente con i sospetti. Secondo il sito di Le Parisien ci sarebbero 2 morti e 20 feriti, anche appunto se la gendarmeria ha smentito. I 2 fratelli si sono barricati nell'azienda Création Tendance Découverte, una stamperia nella zona industriale di Dammartin. Le notizie sono ancora confuse, scrive il Corriere della Sera sul suo sito internet, ma il governo ha confermato che l'operazione per neutralizzare i 2 fratelli jihadisti è in corso. Secondo le prime ricostruzioni, i 2 fratelli avrebbero rubato un'auto nella vicina località di Montagny-Saint-Félicé. Poi, in fuga verso Parigi, sarebbero stati sorpresi da un posto di blocco, avrebbero deviato verso Dammartin-en-Gueule. La cittadina è minuscola, 8.000 abitanti. A tutti i cittadini è stato ordinato di rimanere in casa, lontano dalle finestre, mentre gli alunni delle scuole sono confinati negli edifici. Dopo l'attacco al settimanale è iniziata la caccia dell'uomo da parte di 88.000 agenti, 20.000 delle forze speciali in assetto da guerra. E vediamo adesso di avere anche delle notizie, evidentemente magari dagli inviati delle TV. Prego quindi la regia che di rimanere con l'occhio e l'orecchio incollato ai monitor, visto che non si può fare tutto insieme. Intanto però
C'è qualcosa ancora da aggiungere, ci sarebbe parecchia roba da aggiungere rispetto alla rassegna stampa di stamani, perché intanto c'è un'inchiesta sul posto dalla Turchia di Nello Scavo per il quotidiano Avvenire. Turchia-Italia solo andata, anche lo Stato islamico tra i profughi che arrivano in Italia. Da Merzin partono le navi cargo per l'Europa, mafia locale e terroristi fanno affari. Ci sono cellule dormienti infiltrate nelle nuove rotte del Mediterraneo. Chi diceva, moltissimi anche in TV, e autorevoli esponenti politici, che l'immigrazione non c'entra nulla con il terrorismo, riceve un'autorevole smentita da un quotidiano insospettabile, cioè Avvenire, il quotidiano dei vescovi, e dall'inviato Nello Scavo a Mersin, in Turchia. In una cosa i profughi sono riusciti dove nessuno era mai arrivato, scrive Nello Scavo, a far mettere intorno a un tavolo la mafia turca, quella siriana e gli emissari dei gruppi combattenti, primo fra tutti lo Stato islamico, quello del califfo, il califfato di al-Baghdadi. Sciiti o sunniti non importa, il lucroso giro d'affari scaturito dal traffico di profughi vale più che una diatriba etnico-religiosa. Da ottobre ad oggi sono almeno 15 i cargo carichi di esseri umani individuati dalla Guardia Costiera italiana e da quella greca, uno ogni settimana. Alla media di 4 milioni di fatturato per ogni traversata, fanno 60 milioni di euro per dei mercantili malmessi che vengono acquistati a meno di 300.000 euro. Da settimane i servizi segreti turchi consigliano di alzare la guardia. La Direzione Generale della Sicurezza ha emesso una nota segnalando l'esistenza di cellule dormienti nel paese. Secondo l'informativa, lo Stato islamico starebbe anche cercando di estendere la sua influenza nelle moschee, in particolare quelle di Ankara, di Konya e della capitale Ankara, ma anche di Istanbul, la più grande città turca. Ma le basi logistiche e finanziarie del gruppo armato sono altrove. I fondamentalisti disporrebbero di case sicure in diverse città turche e in particolare ad Adana e Mersin, dove appunto si è recato l'inviato di Avvenire, Nello Scavo. È qui che si concentra l'afflusso di profughi in attesa di un passaggio in nave per l'Europa, anzi la rotta è solo andata Turchia-Italia per la precisione. I richiedenti asilo sbarcati nei giorni scorsi in Italia hanno dichiarato di aver pagato le spese di viaggio versando diverse migliaia di dollari presso alcune agenzie di money transfer, di trasferimento di contante, a Mersin, in Turchia e dintorni. Una volta al sicuro, i migranti avrebbero poi comunicato a mediatori siriani le password per l'incasso. Il business dei mercantili fantasma, che cambiano proprietà all'ultimo momento, rendendo pressoché impossibile risalire all'ultimo armatore, è in forte espansione. Le navi vengono acquistate nel Mar Nero e addirittura in Siria, dove la guerra ha bloccato i commerci, oppure in Turchia, nella zona costiera poco lontano da Smirne. Lì la concorrenza tra i demolitori è spietata e per poco più di 200.000 euro si può acquistare un portacontainer, una nave varata mezzo secolo fa, e guadagnare 20 volte tanto caricandola con 500 migranti. Ogni passeggero paga in media $6.000. Unica concessione la gratuità per i bambini piccoli, purché viaggino in braccio ai genitori. E purché tutto funzioni, occorre che la filiera lavori in sincronia. La criminalità turca si occupa di acquistare i cargo in età da disarmo. Gli ultimi mercantili approdati in Europa avevano cambiato proprietà poche settimane prima. I nuovi armatori altri non erano che irreperibili cittadini siriani residenti, se mai si tratti di persone in carne ed ossa, in zone di guerra. Intanto i combattenti garantiscono ai profughi un passaggio sicuro fino a Mersin in Turchia, dove poi con l'appoggio della mafia turca i profughi vengono caricati su gommoni o vaporetti turistici e trasbordati sui mercantili ormeggiati fuori dal porto. Come sia possibile che i vascelli se ne stiano in rada per giorni senza che un solo quintale di merce salga a bordo, nella totale indifferenza delle autorità portuali, non è poi un gran mistero. Giusto un anno fa 110 funzionari di pubblica sicurezza furono trasferiti nottetempo a Mersin. Non si trattava di rinforzi, ma di rimozioni forzate. Gli agenti furono purgati insieme ad altri 4.000 funzionari pubblici, tra cui 120 magistrati, accusati di aver sollevato un polverone sui casi di corruzione che mettevano in cattiva luce l'entourage del presidente Erdogan.
Con quanta voglia e con quali poteri dunque quegli stessi poliziotti possano oggi investigare sulla gestione del porto di Mersin e le infiltrazioni dello Stato islamico è facile da immaginare. Insomma, è chiaro il messaggio. E il signor Erdogan, grande amico dei nostri governi, in particolare del governo Berlusconi, qualcosa dovrebbe spiegare, visto che il traffico arriva verso l'Italia. Qualcosa di più dovrebbero spiegare le autorità di governo italiane, e allo stesso livello dovrebbero spiegare molto anche le autorità europee, perché adesso siamo in epoca Triton o Triton, il nuovo programma europeo, e la gestione di questo traffico, Turchia-Italia solo andata, è pienamente sotto il controllo dello Stato islamico, del califfato, di questa bella gente che è tra l'altro nella stessa rete di quelli che hanno fatto la strage al settimanale Charlie Hebdo. Insomma, cosa ci vuole di più? E a proposito di Turchia, naturalmente non è necessario alcun commento ulteriore rispetto al ruolo della Turchia, che in tutti i modi ha facilitato il diffondersi di questa rete dello Stato islamico. L'articolo di Nello Scavo su il quotidiano Avvenire è corredato da un altro articolo, un viaggio nella nuova Mecca dei trafficanti, oltre 15 mercantili partiti da ottobre, migliaia i profughi in attesa. E lo Stato islamico, va ripetuto, questo è un servizio da leggere assolutamente oggi, un'inchiesta da leggere assolutamente, lo Stato islamico è pienamente partecipe, anzi controlla pienamente la gestione di questi cosiddetti profughi. E tra l'altro, tra i profughi ci sono anche personaggi non raccomandabili, lo dicono perfino i servizi segreti turchi. Sono cellule dello Stato islamico. Nella movimentata costa turca del Mediterraneo è bassa stagione, eppure il modesto aeroporto della cittadina di Adana non manca di passeggeri in arrivo, che non sono turisti, scrive l'inviato di Avvenire. E lo si capisce dall'espressione con cui gli adulti guardano i loro bambini. Sbarcano a gruppetti da voli provenienti dal Libano. Sono profughi siriani in cerca di una nave che faccia rotta verso l'Europa, l'Italia in particolare. La regione di Adana, a un paio d'ore dal confine con la Siria, è la mecca dei profughi, ma anche l'Eldorado dei trafficanti di uomini, le mafie locali e lo Stato islamico a controllare il traffico di questo tipo. Migliaia di fuggiaschi rimasti incastrati a sud di Aleppo e Homs rinunciano ad attraversare il confine a nord, teatro di scontri e di atrocità. Marciano verso il Libano e da lì, con i voli di linea, risalgono verso la Turchia, verso Adana, dove a meno di un'ora di treno raggiungono gli alberghi di Mersin, il porto commerciale più importante della Turchia. Per un paio di settimane in una pensione si spendono 270 lire turche, cioè 100 euro a camera, e di solito 15 giorni bastano per saltare su uno dei cargo strappati ai demolitori e rimesso in mare per l'ultimo viaggio, nella totale assenza di controlli da parte delle autorità turche, per il motivo che abbiamo detto prima. Le statistiche ufficiali dicono che nei 22 campi allestiti lungo il confine, nei quali affluiscono quanti vivevano nei villaggi delle province frontaliere, ci sono 221.500 profughi, 221.500 persone secondo le statistiche ufficiali. Gli altri, oltre 1 milione, hanno provato a trovare a proprie spese 4 mura affittate a buon mercato, stanno cercando il modo per lasciarsi alle spalle questa parte di Mediterraneo. Viviamo da sfollati, ma non ci è riconosciuto lo status di rifugiati, dice uno degli ultimi arrivati a Mersin, con la famiglia di una dozzina di persone. Secondo la legge turca, i siriani non sono tecnicamente rifugiati, ma ospiti sotto protezione temporanea. In altre parole, dice l'uomo, siamo tra due fuochi. Quest'uomo che parla è uno degli ultimi arrivati, vicino ad Aleppo faceva l'infermiere, si illude di trovare lavoro facilmente in Europa. Nella città turca, Mersin, che guarda il mare trafficato di bastimenti, questo quarantenne siriano ha preso, appena fuori dal porto, 2 stanze. Non ci staremo molto, siamo solo di passaggio, ci aspettano i nostri cugini in Svezia. Per lui restare in Turchia non ha senso, dice l'uomo. E il traffico lo gestiscono appunto le mafie locali e ufficialmente si può dire lo Stato islamico che dalla Turchia è stato amplissimamente favorito.
Dopodiché c'è il passaggio verso l'Italia. Naturalmente ci sono persone che non c'entrano nulla con la rete dello Stato islamico, ma ci sono anche, ed è un avvertimento dato dai servizi segreti turchi, persone pericolose in questo traffico. A proposito di persone pericolose, su Italia Oggi va segnalato l'articolo di Giorgio Ponziano sulla rete degli estremisti islamici nel nord dell'Italia, che va da Belluno a Cremona passando per Brescia. L'obiettivo è reclutare i più fanatici. I più pericolosi fra questi sono i cattolici convertiti. Tra parentesi, ieri a servizio pubblico di Santoro è andato in onda un servizio da Bobarno, Brescia, dove è stato fermato, in rispetto ai suoi propositi di attentato qui da noi, un giovane che ha una biografia simile a quella di uno dei due ricercati in Francia, un rapper, diciamo così, che parla perfettamente la lingua quasi con inflessione, anzi con inflessione locale lombarda, il quale a un certo punto è partito per la Siria, esattamente, o per i teatri di guerra, esattamente come i due attentatori di Charlie Hebdo, e è poi tornato col proposito di realizzare qualcosa da queste parti. È stato fermato in anticipo. Un suo amico è stato intervistato ieri dalla inviata di servizio pubblico, che insomma diceva tutto sommato è ben comprensibile il motivo per cui e le ragioni che spingono a questo comportamento. Io non l'ho ancora fatto, però. Ci sono tante formule. Allora, la rete di estremisti al nord, poi cerco di recuperare tutto al volo naturalmente stamattina e chiedo scusa di questa disorganizzazione imposta peraltro da una serie di eventi. Comunque cerchiamo di recuperare anche questo passaggio del servizio interessante, peraltro lo potete cercare anche sul sito internet di Servizio Pubblico, serviziopubblico.it, un servizio da Vobarno, Brescia. Dopo cerchiamo di recuperarlo. Intanto però va segnalato appunto il pezzo di Giorgio Ponziano sulla rete di estremisti al nord, nel nord dell'Italia. I più pericolosi fra questi sarebbero i cattolici convertiti. Il procuratore distrettuale di Venezia, Walter Ignazitto, ha ordinato fruttuose perquisizioni nelle abitazioni frequentate dal reclutatore Bilal Bosnic, che adesso è in carcere a Sarajevo, ma ha setacciato l'Italia intera. La Procura di Milano indaga sulle relazioni di Haysam Sakna, un elettricista che viveva a Cologno Monzese, provincia di Milano, e che è andato a combattere in Medio Oriente assieme ad altri connazionali che vivevano nel milanese. L'imam della moschea di Cremona, Murad Trabelsi, altro reclutatore, è stato condannato a 7 anni per terrorismo internazionale, poi espulso dall'Italia. Un altro imam estremista predicava a San Donat di Piave. Il musulmano Khalid Chauki, parlamentare del Partito Democratico, ha detto che le moschee, come le chiese, dovrebbero essere aperte a tutti per consentire anche agli italiani non musulmani di percepirle non come luoghi separati. Terroristi, ma con la voglia di selfie, scrive Italia Oggi, a Belluno i carabinieri del ROS hanno sequestrato in alcune abitazioni 5 computer e vi hanno trovato i selfie scattati insieme al reclutatore e addestratore dello Stato islamico del califfato Bilal Bosnic, che indisturbato ha girato in lungo e in largo tra Veneto e Trentino con inaspettato successo. Tra l'altro ha convinto un imbianchino di origini arabe ma residente a Longarone, Belluno, Ismar Mesinovic, ad andare a combattere in Siria, dove poi è stato ucciso. Così come Giuliano Ibrahim Del Nevo, giovane genovese convertito all'Islam nel 2008 e partito per combattere contro il regime siriano di Assad. Adesso Bosnic è in carcere a Sarajevo, ma sulle orme del suo recente soggiorno in Italia si è messo il procuratore distrettuale di Venezia Walter Ignazitto, che ha ordinato perquisizioni nelle abitazioni di alcuni di coloro che hanno avuto contatti con lui,
trovando i selfie, ma soprattutto libri inneggianti all'Islam radicale e alla guerra santa. L'ipotesi è di associazione con finalità di terrorismo internazionale. Nell'inchiesta sono coinvolti Munifer Karamalieschi, 30 anni, residente a Chies dal Pago nel Bellunese, Arslan Osmanischi, 28 anni, residente ad Azzano X, Pordenone, Ayan Viapi, 36 anni, di Tiezzo di Azzano X, Pierangelo Abdesalam Pierrobon, 26 anni, di Longarone, Belluno. L'indagine ha assunto aspetti particolari dopo l'eccidio nella redazione di Charlie Hebdo, perché conferma che lo Stato islamico sta lavorando non solo in Francia, ma anche in Italia. Dopo il drammatico evento francese sta riprendendo vigore anche un'inchiesta aperta dalla Procura di Milano con 11 indagati, tra i quali Aissam Sakhan, elettricista che viveva a Cologno Monzese, che è andato a combattere in Medio Oriente assieme ad altri connazionali residenti in provincia di Milano. Del resto, di Bilal Bosnic, ritenuto elemento di punta nell'organigramma dello Stato islamico, ci sono tracce nel centro islamico di Motta Baruffi, provincia di Cremona, di Pordenone e di Bergamo. Non si sa cosa abbia detto nei suoi sermoni, ma è facile immaginarlo, anche perché proprio dal centro islamico di Pordenone è partito, alla volta del califfato siriano dell'Iraq, Musa Cerantonio, 29 anni, cattolico convertitosi al jihad. Non c'è da star sereni alla luce delle risposte che Bosnic ha dato in un'intervista, nella quale gli era stato domandato: ritiene che in Italia ci siano persone pronte a partire per combattere o pronte a predicare e finanziare? Ce ne sono, ha risposto. Anche italiani convertiti? Certamente. Nella maggior parte dei casi i convertiti all'Islam sono seguaci migliori di chi ha ereditato l'Islam dalla sua famiglia. Noi musulmani, ha detto ancora il reclutatore Bosnic, che attualmente è in carcere a Sarajevo, crediamo che un giorno il mondo intero sarà uno Stato islamico. Il nostro obiettivo è fare in modo che anche il Vaticano sia musulmano. C'è un filo islamico, scrive ancora Giorgio Ponziano su Italia Oggi, che lega Belluno con Pordenone e Cremona, un bacino di circa 150.000 musulmani e un centinaio di centri islamici. A Cremona l'imam della moschea era Murad Trabelsi, che ha scontato una condanna a 7 anni per terrorismo internazionale di matrice islamica e poi è stato espulso. Sua moglie ha subito un processo per essere entrata a volto coperto, con il velo, nel Palazzo di Giustizia di Cremona, nonostante le fosse stato fatto notare che era proibito. Lì si svolgeva il processo a carico del marito. La donna è stata poi assolta perché il fatto non sussiste. Un altro imam, espulso, predicava a San Donà. La motivazione per cui Abd al-Barr al-Raudi è stato accompagnato al confine è grave turbamento dell'ordine pubblico, pericolo per la sicurezza nazionale, discriminazione per motivi religiosi. In uno dei suoi ultimi sermoni aveva invitato alla violenza contro gli ebrei. Per istigazione all'odio è stato rinviato a giudizio anche l'imam di Montichiari, Brescia, già arrestato anni fa con l'accusa di avere abusato della figlia. Secondo le intercettazioni effettuate dalla procura, una decina di integralisti da lui guidati volevano costituire una specie di califfato, cioè una zona franca a cui potevano accedere solo i musulmani duri e puri, proprio a Montichiari. Sul diario a lui sequestrato c'era anche una frase rivolta a Papa Ratzinger: l'abbiamo già messo nella lista nera, lo puniremo. Nel sud, invece, fa discutere il progetto della nascita di un'università islamica a Lecce, nel Salento. Non si conoscono né i finanziatori, né i principi educativi, né le finalità di questo presunto ateneo, dice la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Le voci sono inquietanti, si parla di fondi caritatevoli del Qatar, che è la nazione da cui provengono i principali finanziamenti allo Stato islamico e al fondamentalismo in genere. Nei giorni scorsi Magdi Cristiano Allam ha chiesto pubblicamente al ministro dell'Interno Alfano di sanzionare l'imam del centro islamico di Cremona, Nabil Abd al-Aziz, per istigazione all'odio nei confronti dei cristiani copti. A suo avviso i preti copti hanno l'obbligo di indossare solo tuniche nere in segno di lutto fintanto che non si saranno liberati dall'Islam, e per questo vanno combattuti. Sermoni a rischio e tanta attività di proselitismo dunque, specialmente nel nord Italia. Il jihad si fa in Italia è anche il titolo di un articolo che compare sull'Espresso stamani in edicola. La Digos ha ricostruito decine di attacchi contro cristiani siriani in Lombardia tra il 2011 e il 2012, ma gli aggressori sono partiti per la guerra.
Lo racconta Paolo Biondani oggi sull'Espresso, appunto. Un piccolo spezzone della guerra civile siriana si è combattuto in Italia, ma era troppo presto per capirlo. Il fatto è successo tra il 2011 e il 2012, in quei mesi cruciali che hanno segnato l'inizio delle proteste popolari contro il presidente siriano Assad, la repressione del regime, il passaggio di molti rivoltosi alla lotta armata, la crescita delle milizie jihadiste più violente. In quei mesi le forze di polizia dei paesi occidentali hanno cominciato a sorvegliare le partenze degli estremisti verso il fronte siriano. A Milano la squadra antiterrorismo della Digos ha avviato indagini, in particolare su un gruppo di siriani residenti da anni in Lombardia. Spariti dall'Italia, sono ricomparsi mitra in pugno in una serie di foto e video pubblicati sui siti internet. Soltanto allora la polizia italiana ha scoperto che quegli stessi jihadisti avevano colpito anche a casa nostra. Nei rapporti consegnati alla Procura di Milano a partire dal 2012 vengono elencate più di 20 azioni violente commesse tra i dintorni di Milano e il centro di Roma. Aggressioni, pestaggi, danneggiamenti, devastazioni, minacce, ferimenti. Le vittime appartengono alle minoranze politico-religiose che i guerriglieri considerano schierate con Assad. Violenze che in Italia hanno colpito soprattutto cristiani siriani. L'unica azione visibile si è svolta nella notte del 10 febbraio 2012 nel centro storico di Roma. Un plotone di siriani ha dato l'assalto all'ambasciata di Damasco, situata a pochi passi dal Campidoglio, con slogan contro il dittatore Assad. Il blitz, organizzato con tecniche da comando, ha permesso agli oppositori di impadronirsi della sede diplomatica, dove hanno sfasciato gli arredi, bruciato le bandiere, vergato insulti sulle pareti, lanciato in strada dalle finestre i ritratti del presidente Assad. La polizia di Roma ha poi arrestato 12 siriani. Molti di loro risultavano da anni residenti tra Milano e la Brianza. Ricevuta la denuncia, la Digos di Milano ha chiesto ai magistrati della procura di tenerli sotto sorveglianza per capire se facessero parte di un'organizzazione strutturata. L'intuizione si è rivelata esatta, scrive ancora Paolo Biondani su L'Espresso. I primi mesi di indagini svelano che gli assaltatori dell'ambasciata a Roma fanno effettivamente parte di un gruppo di reclutatori per la Siria. Sono tutti sunniti di tendenza salafita, l'ideologia più reazionaria ed estrema, ma si sono radicalizzati in tempi recenti, dopo aver vissuto e lavorato per anni in Italia tra le province di Milano, Como e Monza, sempre in regola con i permessi e senza infrangere la legge. Fino a 3 anni fa tra i siriani d'Italia non c'erano mai stati problemi di violenza. Sunniti, alawiti e cristiani si frequentavano pacificamente, incontrandosi senza problemi negli stessi locali. Tra i ritrovi più affollati c'era un bar di Cologno Monzese gestito da 2 fratelli siriani di fede cristiana. All'inizio dell'estate 2011 il primo agguato sembra una rissa da bar. Un cliente abituale del locale, che è di famiglia alawita come il dittatore Assad, viene insultato da un altro siriano che lo accusa di sostenere Assad e gli spruzza negli occhi spray urticante. Uno dei baristi si accorge che altri 10 esagitati lo stanno circondando. A quel punto interviene e riesce a sottrarlo al pestaggio. La sera del 16 luglio 2011 da quel bar viene preso d'assalto da oltre 30 uomini armati di bastoni e spranghe. Parlano in arabo, accusano i 2 baristi di sostenere il regime. I 2 cristiani scappano. Il locale viene devastato. Il raid ha una finalità intimidatoria. La stessa sera, infatti, a Milano era in programma una manifestazione che si è svolta pacificamente a favore di Assad. Pochi giorni dopo, i 2 fratelli trovano appeso alla saracinesca un foglio con una scritta in arabo. Per tutti i siriani, quelli che sono a favore del presidente devono stare attenti. In Siria ci penseremo noi. Quelli che ammazzano nel jihad vivono con Allah. Nella primavera del 2012, dopo aver subito questo a Cologno Monzese, sia chiaro, nella primavera 2012, dopo aver subito altre intimidazioni, soprattutto telefonate con minacce di morte, i 2 baristi di Cologno Monzese trovano le loro auto completamente distrutte. Terrorizzati, non denunciano nessuno, cedono la gestione del locale e si trasferiscono. La stessa notte un altro siriano, che vive da anni pacificamente nell'Interland, partecipa alla fiaccolata, 16 luglio 2011, a favore di Assad, nelle vie di Milano.
Tornando a casa con la sua Mercedes, si ferma in un piccolo supermercato per comprare cibo insieme a un connazionale. Uno è cristiano, l'altro ha la guida. Non hanno mai fatto politica, i loro amici più cari sono sunniti. Davanti al negozio si vedono circondare da almeno 15 picchiatori che li colpiscono con spranghe di ferro dopo aver completamente distrutto l'auto. Mentre la squadraccia si accanisce sul cristiano, l'alawita riesce a telefonare ai carabinieri che mettono in fuga gli sprangatori. I 2 feriti vengono portati all'ospedale San Raffaele di Milano. Il cristiano ha una gamba spappolata e viene operato più volte nei mesi successivi. Ai medici non denunciano nulla, solo agli amici più stretti confidano che quella notte i siriani anti-Assad volevano ammazzarci, ci hanno salvato i carabinieri. Quando esce dall'ospedale, l'alawita non torna più al lavoro, va a vivere in Veneto. Le indagini della Digos hanno incasellato in questa cornice di guerra una lunga serie di violenze commesse anche in altri comuni dell'Interland milanese tra l'autunno 2011 e la primavera 2012. A una spedizione punitiva, racconta ancora Paolo Biondani sull'Espresso stamani in edicola, è sfuggito anche un siriano sunnita che lavora da oltre un decennio come impiegato in una ditta brianzola. Musulmano praticante, pregava nella moschea milanese che si richiama alla Fratellanza Musulmana, partito religioso che in quei mesi era al potere in Egitto. Quando però gli imam milanesi si schierano contro la lotta armata mettendo al bando le 7 jihadiste dalle moschee, l'ala dura dei salafiti siriani li accusa di immobilismo, codardia e apostasia. A quel punto anche il religioso sunnita comincia a ricevere minacce. Sei un traditore, ti uccideremo a coltellate, ti sgozzeremo come un cane. Il 14 maggio 2012, mentre fa la spesa con sua moglie nel supermercato Esselunga di San Maurizio al Lambro, l'impiegato siriano viene minacciato in pubblico da 3 jihadisti. Ti ammazzeremo e violenteremo tua moglie. Mentre la donna scoppia a piangere, intervengono cittadini italiani che chiamano i carabinieri che mettono in fuga gli estremisti. Dopo 6 mesi di indagini, conclude Biondani sull'Espresso, la Digos ha smascherato gli esponenti più violenti del gruppo jihadista milanese, ma a quel punto erano già partiti per la guerra in Siria, tra febbraio e luglio 2012. In almeno 5 casi è stato ricostruito il loro viaggio verso il fronte. Uno dei più feroci è stato identificato in 2 video shock girati in Siria nel maggio 2012, poi scoperti da un fotoreporter italiano della RAI. Con il mitra a tracolla, si fa riprendere con un plotone di uomini armati mentre uccidono con un colpo alla testa 7 prigionieri di guerra legati e torturati. Così Paolo Biondani sull'Espresso. Intanto una cellula albanese è stata individuata dagli inquirenti, dal ROS in questo caso, che ha segnalato alla Procura di Genova nel ponente della Liguria. Il rapporto del ROS alla Procura di Genova parla di 3 persone da sorvegliare vicino a Sanremo. Il raggruppamento operativo speciale dei carabinieri, il ROS, ha fatto un rapporto inoltrato al pool antiterrorismo della Procura di Genova, e ne danno conto oggi sul Secolo XIX Matteo Indice e Marco Menduni. Un rapporto dunque inoltrato dai ROS dei carabinieri alla Procura di Genova nelle settimane scorse. Un rapporto che parla chiaro. Nel ponente, in un comune non lontano da Sanremo, è segnalato un sospetto gruppo di fondamentalisti di origine albanese da tenere strettamente sotto controllo. Gli investigatori sono entrati sulle prime in possesso dei loro soprannomi, poi hanno iniziato a monitorarne contatti, spostamenti e attività per valutarne la pericolosità e il rischio di proselitismo nel resto della regione Liguria. Se da una parte anche qualificate fonti dei servizi segreti confermano l'attenzione sul ponente ligure, è peraltro prematuro per ora definire gli albanesi come indagati per terrorismo o vicini ad azioni concrete. Però non c'è dubbio, scrive il quotidiano genovese, non c'è dubbio che dopo anni di accertamenti per lo più formali, l'Arma dei Carabinieri abbia afferrato un filo al quale incardinare le proprie indagini sugli islamici radicali fra La Spezia e Ventimiglia, cioè in tutta la Liguria. I Carabinieri, nel momento in cui hanno informato preventivamente la magistratura, il referente e il procuratore aggiunto Nicola Piacente, gruppo antiterrorismo, hanno individuato 3 figure chiave sulle quali lavorare, persone che si spostano con frequenza, ma che nella provincia di Imperia potrebbero avere una base discreta. La vicinanza al confine francese rappresenta un ulteriore campanello d'allarme, scrive oggi il quotidiano genovese Il Secolo XIX di Genova.
mentre sempre sul stesso quotidiano c'è anche un articolo dedicato in retroscena e tratto da Libération a un ideologo, un imam o ideologo islamico francese della terza jihad, l'ideologia della terza jihad, quella propagandata da costui, Abu Musab al-Zuri, che dalla Francia minaccia l'Europa. Critico con Al-Qaeda, teorizza una guerra parcellizzata, cioè frantumata in diversi episodi. Di rado fa parlare di sé, ha scritto il quotidiano francese Libération, ma sono in pochi tra i combattenti islamici a non conoscere il nome di Abu Musab al-Zuri, profeta della terza jihad. Nel momento in cui la jihad globale si destruttura, al-Zuri, siriano che ha ottenuto col matrimonio la nazionalità spagnola, professa una teoria che sembra avere ispirato sia Mohamed Merah, l'attentatore di Tolosa, che i fratelli Tsarnaev, che sparsero il sangue sulla maratona di Boston. Nella sua opera maggiore, Appello alla resistenza islamica mondiale, 1600 pagine pubblicate su internet nel 2004, questo maestro islamico, diciamo così, ha osato criticare apertamente la strategia di Bin Laden. Principale accusa: gli attentati dell'11 settembre hanno avuto come conseguenza la perdita dell'Afghanistan, fino allora roccaforte degli jihadisti nel mondo intero. E inoltre propone una nuova strategia che consiste in una serie di attacchi decentralizzati condotti da piccole cellule sparse nell'Occidente e slegate da qualsiasi nucleo centrale. Due tipi di operazione sono privilegiate: quelle che hanno per obiettivo i musulmani traditori della loro fede, come chi ha indossato l'uniforme degli eserciti occidentali, ed è il caso degli attentati di Mohamed Merah, e quelle che, secondo al-Zuri, permettono di accattivarsi la comunità musulmana. È il caso degli assassini di bambini ebrei per rappresaglia contro gli omicidi di bambini palestinesi, o dei blasfemi, e Charlie Hebdo rientra in questa categoria. Fine della strategia: scatenare una guerra civile creando delle fratture insanabili tra la maggioranza della popolazione e la minoranza musulmana. In uno dei suoi testi, 14 lezioni amare sulla jihad, al-Zuri annuncia che si appoggerà su un'elite di combattenti piuttosto che sulle masse musulmane. È la teoria detta della jihad dei poveri, o terza jihad, secondo questo ideologo Abu Musab al-Zuri, che sembra aver parecchio peso in Francia e Spagna. È la teoria dunque della terza jihad, dopo quelle contro l'esercito sovietico in Afghanistan e contro l'esercito americano in Iraq. La prima vittoriosa, la seconda finita in un fallimento, con la permanenza di un governo sciita a Baghdad. Come sottolinea l'islamologo Gilles Kepel, Al-Qaeda diventa un metodo piuttosto che un'organizzazione. Nessuno sa dove si trovi oggi Abu Musab al-Zuri, l'ideologo di questa terza jihad. Nato nel 1958 in una famiglia della piccola borghesia di Aleppo, ha vissuto gran parte delle battaglie islamiche, ha partecipato alla rivolta dei fratelli musulmani a Hama in Siria nell'82, ha assistito all'annientamento dell'antica città siriana da parte delle forze di Assad, Assad padre, catturato dai servizi segreti pakistani nel 2005 e consegnato agli americani, che lo restituiscono nel 2011 ai siriani. È stato poi liberato da Assad figlio e da allora se n'è perduta traccia. Ciò che spiega il successo di questo ideologo del jihad globale è che le sue teorie hanno trovato eco in tutta la galassia islamica, anche perché al-Zuri ha studiato nel profondo l'Europa. Pur in disaccordo con l'idea di un califfato cara all'organizzazione terroristica dello Stato islamico, perché teme che possa rivelarsi debole, continua a influenzare la propaganda dell'organizzazione, specie quando questa insiste sull'oppressione e l'umiliazione di cui sarebbero vittima i musulmani d'Europa, che però, è la sua profezia, si godranno una formidabile rivincita. Questo per quanto riguarda l'ideologo del terzo jihad. Mentre sul Sole 24 Ore di oggi c'è un'inchiesta di Claudio Gatti sulle fonti di finanziamento dello Stato islamico medesimo. Stato islamico che, abbiamo visto nel pezzo iniziale di Nello Scavo, sta trafficando in Turchia, non solo attraverso l'entrata di combattenti dall'Europa, ma anche viceversa, e in particolare il flusso verso l'Italia e attraverso i cargo e le navi dell'operazione prima Mare Nostrum, adesso si chiama Triton, cambia poco perché quelle navi arrivano qui in Italia. La rotta è Turchia-Italia, come titola perfino Avvenire.
E a proposito sempre di Stato islamico, come si finanzia il nuovo terrorismo, cerca di chiarirlo Claudio Gatti nell'inchiesta di prima pagina oggi del Sole 24 Ore. Nessuno lo dice, scrive Gatti, ma la realtà è che 13 anni di sforzi per tagliare i finanziamenti al terrorismo islamista non hanno prodotto grandi risultati. Anzi, la rete fondata da Osama Bin Laden o nata da una sua costola è oggi finanziariamente più ricca che mai. Che le organizzazioni terroristiche islamiste siano oggi più ricche di prima dell'11 settembre 2001 non è un'esagerazione giornalistica, lo ha dichiarato la persona che su questa materia ne sa più di qualsiasi altra al mondo. David Cohen, sottosegretario per il terrorismo e l'intelligence finanziaria del Tesoro americano. In una seduta tenutasi al Congresso il 14 novembre scorso, Cohen non solo ha ammesso che Al-Qaeda continua a trovare finanziatori, ma ha fatto 2 clamorose confessioni sull'erede siriano-iracheno della rete di Bin Laden, cioè il cosiddetto Stato islamico o ISIS. ISIS, ha detto Cohen, ha accumulato un patrimonio senza precedenti ed è l'organizzazione terroristica meglio finanziata di sempre. Non abbiamo soluzioni miracolose né armi segrete per svuotare le sue casse. I nostri sforzi per contrastare le attività di finanziamento richiederanno tempo e siamo soltanto alle fasi iniziali, ha detto il sottosegretario statunitense, ritenuto uno degli esperti massimi al mondo in materia di finanziamento delle organizzazioni terroristiche islamiche. Insomma, lo Stato islamico o ISIS, che dir si voglia, non solo è l'organizzazione terrorista più grande al mondo, e ora anche entità statuale, è anche la più ricca, così ricca che quando ancora c'erano contatti tra loro, Al-Qaeda gli aveva chiesto un prestito di $100.000, così ricca da avere caveau pieni di denaro e di metalli preziosi. Dopo la conquista di Mosul nell'Iraq del Nord, le truppe dello Stato islamico hanno preso il controllo di centinaia di milioni di dollari depositati in banca e altri centinaia in beni di diversa natura. Dal punto di vista della potenza economico-finanziaria, lo Stato islamico è un Al-Qaeda 2.0. Oltre al supporto dei benefattori dell'area del Golfo, i cui fondi continuano ad aggirare i filtri creati dalla comunità finanziaria e dalle autorità internazionali, lo Stato islamico ha costruito una macchina da soldi senza precedenti nella storia del terrorismo islamico mondiale. Sul primo fronte, quello più convenzionale dei ricchi benefattori del Golfo, Matthew Leavitt, direttore del programma sull'antiterrorismo e l'intelligence del Washington Institute for Near Policy, stima che nel 2013 e 2014 lo Stato islamico abbia ottenuto oltre $40 milioni in finanziamenti dai paesi del Golfo Persico, in particolare Arabia Saudita, Qatar e Kuwait. Ma mentre i finanziamenti sauditi sarebbero stati recentemente arginati in seguito a pressioni degli Stati Uniti e di paesi europei, gli esperti americani ritengono che Qatar e Kuwait si siano per ora limitati a prendere misure soltanto formali e continuino cioè a dare soldi. Il Qatar ha per esempio passato una nuova legge con la quale ha costituito un'agenzia di vigilanza sulle associazioni di beneficenza, solitamente usate come schermo dai finanziatori. Secondo Leavitt questa misura non basta. Sfortunatamente il Qatar ha una lunga storia di iniziative legislative annunciate e poi lasciate cadere. Ma il grande salto di qualità dello Stato islamico rispetto ad Al-Qaeda è dovuto alla diversificazione delle fonti di finanziamento in base alle conquiste territoriali fatte dallo Stato islamico. Secondo Cohen, i fondi provenienti da benefattori esteri costituiscono una fetta quasi insignificante. Una ben maggiore fonte di alimentazione finanziaria è data dal contrabbando di greggio prodotto nei pozzi siriani e nord-iracheni. A metà giugno si calcolava che lo Stato islamico fosse in grado di generare dal petrolio circa $1 milione al giorno. Dopo i bombardamenti la produzione è fortemente scesa, ha detto Cohen nel novembre scorso. Scesa ma non interrotta, perché secondo stime fatte a ottobre dall'Agenzia internazionale per l'energia, la produzione si è stabilizzata sui 20.000 barili al giorno. Per monetizzare quel petrolio greggio, l'ISIS, lo Stato islamico, ha saputo dotarsi delle necessarie infrastrutture, incluso primitive raffinerie basate in Siria, dove il greggio estratto nei pressi di Mosul viene trasportato per essere trattato.
Una parte torna poi indietro per servire i 2 milioni di abitanti di Mosul, un'altra finisce contrabbandato, di nuovo, un'altra volta, in Turchia. Dalla cittadina siriana di Ezmerin si diramano circa 500 micro-oleodotti che arrivano al di là del confine con la Turchia, dove poi il petrolio viene venduto alla popolazione locale o caricato su autobotti per la vendita altrove. Insomma, la Turchia è veramente un punto centralissimo di tutta questa infame ragnatela. Altra importante fonte di finanziamento per lo Stato islamico viene dal contrabbando di reperti archeologici. 1/3 delle aree archeologiche irachene sono sotto il controllo dello Stato islamico, ha detto ancora Matthew Leavitt, il direttore del programma su antiterrorismo e intelligence del Washington Institute for Near Policy, sentito dal Congresso americano. Il commercio illegale dei reperti razziati da quelle aree costituisce per lo Stato islamico la seconda maggior fonte di sostentamento economico. Lo Stato islamico si finanzia poi anche attraverso i riscatti sui rapimenti, che si calcola abbiano prodotto 20 milioni di dollari nel solo anno scorso. E poi ci sono le estorsioni, con le quali si raccolgono svariati milioni di dollari al mese. Nel territorio controllato, oltre a chiedere il pizzo a commercianti e imprenditori, modalità tipicamente mafiosa, lo Stato islamico impone tasse su tutti i beni commerciati e i mezzi di trasporto, così come ha prima espropriato e poi messo in vendita migliaia di beni immobili di cristiani e sciiti costretti alla fuga. A differenza di Al-Qaeda, conclude Claudio Gatti sul Sole 24 Ore di oggi, lo Stato islamico ha indubbiamente una priorità interna: tenere in vita e rafforzare il proprio califfato tra Siria e Iraq, ed è lì che sta concentrando i propri sforzi militari e le risorse economiche. Ma secondo gli esperti questo non limita il suo raggio d'azione. Si è venuto a sapere infatti di contatti in Pakistan e Afghanistan con i talebani, nelle Filippine con i separatisti di Abu Sayyaf e nel Sinai con il gruppo Ansar Beit al-Maqdis. Lo Stato islamico può senza dubbio permettersi un takeover di gruppi islamisti minori da usare per operazioni in giro per il mondo. Così il Sole 24 Ore di oggi sui soldi dello Stato islamico, i finanziamenti e non solo. La Turchia rimane comunque un elemento centrale in tutta questa storia. Nella casa del futuro l'energia è pulita e la tecnologia diventa amica dell'ambiente. Laghi Alpini SRL propone a Busto Verona gente. Adesso credo di aver individuato, ve lo mando in onda, ve lo propongo, il servizio fatto ieri, un servizio molto interessante, fatto da un'inviata del programma di Michele Santoro, servizio pubblico, da Vobarno in provincia di Brescia, presso alcuni ragazzi nati, molti dei quali qui, e che però sono stati affascinati, diciamo così, dalla jihad. Uno di questi è partito per la Siria, è ritornato con propositi di attentati qui. Ci sono i suoi amici, alcuni dei suoi amici che parlano, e sono uno spicchio, diciamo così, una fotografia di quella che è la gioventù, diciamo, tipo appunto coloro che si dice sono nati in un territorio, come i due ricercati
in Francia, che sono nati in Francia, sono francesi, passaporto francese, carta di identità francese, però radici, diciamo così, sempre più forti nel jihad, mettono radici sempre più forti in questa ideologia, diciamo così, che li porta magari sui teatri di guerra e poi a immaginare guerre in casa. Sentiamo il servizio dell'inviata di servizio pubblico, è andato in onda ieri sera, la potete poi rivedere tutta la puntata sul sito serviziopubblico.it. da Vobarno, Brescia. Dopo essere stato arrestato e rilasciato, Anas parte per la Siria, dall'Italia. Come lui tanti altri ragazzi. 3.000 tra Francia, Germania e Inghilterra. Eccolo Anas mentre imbraccia il Kalashnikov, fotografato ad Aleppo, in Siria. Anas è il nome di questo ragazzo, appunto, che è stato fermato dagli inquirenti italiani prima di compiere un proposito. Che abbia avuto quel proposito lo dice anche un suo amico, come sentiremo, cioè di compiere un attentato qua da noi. Anas è questo giovane che è residente, nato anzi a Vobarno, Brescia. Abbiate paura diviso, io con 30 donne come un musulmano in paradiso. Ti senti figo perché ho tatuato. Continuano invece a ritrovarsi, come ogni sera a Brescia, i suoi amici. Noi siamo rapper, diciamo, rappresentiamo un qualcosa venuto dall'estero, no? Perché già il rap rappresenta già di cultura a dove sei e chi sei, no? Abbiamo un esemplare dell'est. Tu sei? Moldavo. Sono nato in Moldavia, sono qua da 3 anni. Sei venuto da solo o con la famiglia? Con mia mamma solo. E cosa fa? Fa le ore, tipo, pulisce, tipo. Tu sei nato qua, Alberto? Sì. Mio padre è italiano, mia mamma è dominicana. Il mio papà è di Salerno, costiera amalfitana, e mia mamma marocchina. Ci sono certi ragazzi della nostra età che tipo, non so, hanno i soldi del papà, così se hanno tutto già pronto, no? Fai 5 anni di scuola, studi e dopo vai a cercare lavoro e non lo trovi. Rimani proprio di merda. Quelli che voi chiamate i figli di papà, anche loro stanno inguaiati. Siamo più o meno nella stessa barca, solo chi ha la possibilità di fare qualcosa la fa. Gli arriva la pila a fine mese, sì, certo. È tutto facile. Rispetto ai tuoi coetanei ti manca qualcosa? No, non mi manca niente. L'unica cosa che mi dispiace è che, diciamo, erano i nostri genitori che hanno sofferto e sentito questo impatto più di noi. Fino alla terza media, diciamo, non incontri grandi problemi, anche perché sei piccolo e anche se ci sono le diversità non riesci a notarle perché sei ancora piccolo. Quando passi dalla media e arrivi alle superiori, e non passare dal mio corridoio, non passare davanti alla mia classe, tu chi sei, ma cosa vuoi, da nulla. Sono ragazzi rasati, i classici di cultura razzista, diciamo, no? E lì ti forgi perché ci sono i veri e propri scontri, le risse. Diciamo, ci sono questi scontri, questo bullismo razziale. Non è bullismo classico, è un bullismo razziale, marocchino. Quindi capisci che il segnale che vogliono mandarti non è marocchino perché tu sei marocchino, è il segnale di marocchino, che sei un qualcosa di sottovalutato, qualcosa di meno, qualcosa di negativo. 20 anni fa era quasi simbolo di un'offesa. Marocchino, te lo dicevo con quel dispregiativo in faccia. Noi invece siamo i primi figli, la prima generazione che, diciamo, ha risposto a tono a quella diversità. Che, diciamo, abbiamo studiato quanto i vostri figli, siamo acculturati quanto i vostri figli, adesso vi rispondiamo a tono, non perché vogliamo qualcosa da voi, ma solo per avere i nostri spazi e i nostri diritti, il nostro rispetto. Vuol dire che tu nei documenti, dammi che sono italiano, ma siccome mi hai fatto passare le pene per essere marocchino, mi hai fatto pesare l'essere marocchino, adesso che mi dai la cittadinanza italiana, continua a chiamarmi marocchino. Perché io marocchino me lo sono sudato, ci ho fatto il culo così. Di Anas non si hanno più notizie da un anno. Una delle ultime persone ad averlo visto o sentito potrebbe essere proprio Dottor Domino, l'amico di sempre. Anche lui rapper, anche lui arrivato da piccolo con la famiglia da Marrakech. Quello che sta facendo per lui, e come potrebbe essere anche per molti altri, è un'idea positiva comunque, in tutto sommato è un'idea positiva perché sta andando a difendere un paese che ha bisogno di aiuto. Lui aveva intenzione di fare, da quello che ho capito anche dagli articoli di giornale, di fare qualche attentato, qualcosa del genere qui a Brescia, ed è una cosa che io personalmente non condivido con lui, ok? Nonostante sia un mio amico. È quello parlato? No, non mi aveva parlato in grandi linee, sapevo che aveva un certo tipo di riferimenti, ma comunque... Tipo, cosa vuol dire avere questi riferimenti? Sì, ma ci sono delle cose che non te le posso dire. Certo che puoi dirle. No, non posso dirle, no.
Certo che perché devi sono dirlo. cose illegali. A me mi vengono a prendere domani a casa, a me se sono venuti a prendermi la Chi ti viene a polizia. prendere? Sei stato solamente sfiorato dall'inchiesta che ha fatto la magistratura. Però voglio dire, Sfiorato, sono venuti a casa mia, mi hanno fatto un blitz alle 5 di mattina, mi hanno sequestrato tutto il mio materiale informatico, mi hanno arrestato, mi hanno preso via, quindi non è una cosa da poco. Alla fine non c'entravo, tra virgolette, niente, a parte l'essere suo amico. come fa uno a pensare di fare un attentato, come hai detto tu, qui a Brescia, nella sua città, e poi prendere, partire e giocare la sua vita in Siria? Sta portando avanti un'idea a 360 gradi, quindi va visto l'insieme a 360 gradi. Ci sono le idee, magari che possono essere positive, ma personalizzate a loro modo possono diventare negative, come potrebbe essere il caso di Anas. Ma l'idea di fondo potrebbe essere anche giusta. E qual è l'idea di fondo? L'idea di fondo, diciamo, è portare anche l'idea islamica in tutto il mondo. Se dovesse entrare nel meccanismo la banca islamica, tutto questo signoraggio bancario, questo debito mondiale, questa crisi crollerebbero. Quindi l'Islam non è contro l'Occidente, è contro quel meccanismo, ad esempio, del signoraggio bancario. Per raggiungere un obiettivo ci sono tante strade da seguire. Ci sono le strade negative, quelle sbagliate e anche quelle giuste. Ci sono molti altri ragazzi per bene, come potrebbe essere anche lui, che hanno scelto un altro percorso, che magari sono andati con l'idea, con il buon senso, l'idea buona e positiva di andare ad aiutare un popolo in difficoltà, umanamente. Potrebbe anche essere morto, come è successo a tanti altri ragazzi che sono andati a combattere là. Morto, potrebbe essere morto, potrebbe essere soggettivo, potrebbe essere una cosa positiva, potrebbe essere anche negativa. È un'idea, è una parola soggettiva. Lui magari è andato lì proprio per combattere, magari anche a rischio della vita, magari lui è andato appunto per quello, chissà, quindi non è una cosa con un limite, muori, quindi è una cosa brutta, sei andato a farlo, no, ognuno può vederla a suo modo. Se invece è andato lì e poi ha imbracciato le armi e ha fatto del male a qualcun altro? Ma male a chi? Male a chi? Alle persone agli ostaggi che sono stati decapitati? No, allora, quella è una cosa negativa. Quella è una cosa negativa che io non condivido. Alle donne che vengono stuprate? Quella è una cosa negativa che io non condivido. Cosa c'entra tutta questa cosa? Allora, aspetta, se tu mi fai una domanda, aspettati anche la mia risposta. Ti sto dicendo che quella è una cosa a sé, che per me è negativa, che vai a combattere, a difendere un altro popolo indifeso, quella è un'altra cosa, quindi non bisogna mischiare entrambe le cose. Nella realtà sembrano un po' più mischiate le cose. La realtà è quella che fa credere la televisione, ti mette questo musulmano uguale Iris. Le foto dell'ISIS, della bandiera del califfato. Ok, ma come ti ho detto, ci sono due rami diversi, c'è chi sceglie la strada sbagliata e c'è anche la strada giusta. Lui è lì, ormai è lì. E adesso è lì, è cazzi suoi se è lì, è lì, è cazzi suoi. E te non te ne frega niente, non ti viene, non ti viene il buco nello stomaco. Buco stomaco per cosa? Se per lui è una cosa che voleva fare, per lui era una cosa positiva. Dimmi perché tu non l'hai fatto. Come perché non l'ho fatto? Io non l'ho fatto perché non sono arrivato a quel punto di poter aiutare un lontano indifeso, non ho ancora avuto la possibilità di andarci e di aiutare, diciamo, il prossimo. E non vogliono che sua moglie porti il velo, non vogliono che lui venerdì vada in moschea. Allora cosa vuol dire questo qua? Vuol dire che tu gli stai togliendo la nazionalità da dove lui è arrivato. A te non ti starebbe bene che tu sei italiano, vai in un altro paese, ti direbbero guarda, non sei più italiano, sei dei nostri, ora fai quello che ti diciamo noi. Dopo vengono a dire a me l'Islam, la tolleranza è il punto iniziale per essere un buon musulmano. E questo era il servizio, direi veramente molto interessante, fatto dall'inviata di Servizio Pubblico, la trasmissione di Michele Santoro, è andato in onda ieri sera. Da 1 ora e 35-36 minuti circa parte questo servizio. Se avete la possibilità di andare su internet lo potete risentire, perché è un giovane che è arrivato in Italia dal Marocco, molto giovane, che è perfettissimamente apparentemente integrato, c'ha tanto di felpa con l'hashtag happy scritto sul petto, diciamo così, e avete sentito è un rapper, no? Il che naturalmente non esime da nulla, perché un rapper era anche colui che a quanto pare è andato a decapitare la gente in Siria, il famoso Boia, e britannico John era un rapper anche lui. Va molto di moda il rap, diciamo così, presso le giovani generazioni, modello banlieue. E comunque è un italiano che è venuto dal Marocco all'età di 3 anni, che ha frequentato le scuole qui, che è perfettamente consapevole della realtà in cui si trova, che parla benissimo italiano,
e che fa parte di un gruppo di persone che la vedono così. Quando poi, a me ha colpito anche quest'altra cosa, ma qual è l'idea giusta, chiede la giornalista, alla base della quale, sulla base della quale tu dici è giusto che il mio amico, quello che poi è stato fermato dagli inquirenti italiani, è andato là e poi voleva fare l'attentato qua, perché poi c'è un'altra cosa che sgomenta secondo me, cioè questo è giusto che sia andato là, poi è giusto che sia tornato qua e doveva fare l'attentato qui. Su questo non sono d'accordo, dice il ragazzo, però è giusto il percorso che ha fatto, quindi non c'è molta differenza tra quello che fa là e quello che potrebbe fare qui. In ogni caso è giusto il suo percorso, perché qual è l'idea base? Quella di portare l'Islam in tutto il mondo. Detto da un ragazzo, diciamo, giovane e che è vissuto qui, è venuto qui all'età di 2 anni, di 3 anni, come abbiamo sentito nel servizio, e pur con tutti i risentimenti possibili, perché mi hanno fatto pesare il mio essere marocchino e via dicendo, mi sento alla rivalsa, ho spirito di rivalsa e bla bla bla, al di là di tutto questo però poi si arriva a delle conclusioni che francamente lasciano sgomenti, cioè è giusto fare quel percorso là, andare a fare la guerra santa là, è giusto tornare indietro, magari non sono d'accordo su alcune modalità operative, però la causa è quella giusta, e la causa qual è? Diffondere l'Islam in tutto il mondo. È curioso, può sembrare perfino per noi difficile da capire questo percorso, però il percorso è questo qui, e queste sono le parole pronunciate in estrema libertà da un giovane italiano a questo punto ormai. E chiusa questa parentesi, potete riascoltarvi il servizio, vi ripeto, dal sito internet di servizio pubblico, la trasmissione di Michele Santoro, da più o meno da 1 ora e 35, 1 ora e 36, sono 5-6 minuti di servizio che abbiamo mandato in onda da Vobarno, provincia di Brescia. Intanto, per chiudere un po' il cerchio delle tante cose da dire oggi, vorrei segnalare tante letture utili. L'Espresso esce questa mattina con una chiacchierata di Sylvain Bourmeau con Michel Houellebecq, l'autore del libro di cui tanto si è discusso fino alla strage a Charlie Hebdo, e anche dopo naturalmente, e anche ieri. Mentre l'agenzia ANSA, e io non so se ci sono altri canali di news che hanno dato notizie nel frattempo diverse, ci continua a dire che sono braccati i fratelli killer, c'è uno scontro a fuoco, 20 feriti, giallo sui morti, preso un ostaggio o ostaggi al plurale, non si è ancora capito. Questo è il punto dell'agenzia ANSA in questo momento. Oltre alle voci sulla morte di Fidel Castro, una conferenza stampa a L'Avana, una conferenza stampa invitata alla stampa nazionale e straniera. In ogni caso, tornando appunto alla questione di cui stiamo parlando stamani, c'è sull'Espresso di stamani una chiacchierata, un'intervista, evidentemente precedente alla strage a Charlie Hebdo, allo scrittore francese del momento, non solo in Francia, ovvero Michel Houellebecq e il suo libro Sottomissione. L'Islam che prende il potere in Francia, opprime le donne, lo scrittore più provocatorio di Francia, che racconta il suo nuovo romanzo. Siamo nel 2022, così introduce il colloquio Sylvain Bourmeau. La Francia ha paura, il paese è da tempo in preda a disordini misteriosi. Le elezioni presidenziali hanno un risultato clamoroso. Il leader del giovane partito della fraternità musulmana, Mohammed Ben Abbas, batte nettamente Marine Le Pen al ballottaggio. Dall'oggi al domani la Francia cambia. Le donne indossano lunghe bluse su pantaloni larghi e lasciano in massa il lavoro. Le università diventano islamiche. Chi non è musulmano è obbligato alla pensione o alla sottomissione. Questo del resto è il titolo Sottomissione del nuovo romanzo di Michel Houellebecq, che in Italia esce il 15 gennaio prossimo per Bompiani. In questo sesto suo romanzo, Houellebecq si mette improvvisamente e atrocemente a somigliare a quegli editorialisti politici, Éric Zemmour, Alain Finkielkraut, Renaud Camus, che nei loro bestseller preelettorali hanno agitato lo spauracchio dell'invasione dell'Islam, e lo fa con quello che si deve definire un suicidio letterario, scrive Bourmeau, stroncando l'opera di Houellebecq, perché l'abiezione politica e la debolezza letteraria sono strettamente legate in questo libro. La stroncatura è quella dell'Espresso.
Un romanzo arido e triste, approssimativo e mal documentato, senza dialoghi e senza poesia. Sottomissione suona falso da cima a fondo e non è certamente degno di apparire nella bibliografia di quello che rimane uno dei più importanti scrittori contemporanei di lingua francese, scrive Sylvain Bourmont in questa intervista tradotta dall'Espresso e pubblicata oggi nel numero in edicola. Stamani è impaginato prima della strage, evidentemente, di Charlie Hebdo. Parola mia, cioè del critico che negli ultimi 20 anni ha più spesso intervistato Houellebecq. Perciò l'autore aveva deciso di dare a me la prima intervista su Sottomissione, scrive Sylvain Bourmont. Ci siamo incontrati il 19 dicembre nell'ufficio della casa editrice Flammarion. Perché questo libro? Per molti motivi, dice Houellebecq. Non amo usare questa parola, ma ho la sensazione che questo sia il mio mestiere. Ho vissuto a lungo in Irlanda e quando sono tornato in Francia ho trovato grandi cambiamenti che non sono specificamente francesi del resto, ma dell'Occidente in generale. Secondo motivo, forse, il mio ateismo non ha veramente resistito alla serie di perdite che ho subito. Le ho trovate in realtà insopportabili. La morte del suo cane e dei suoi genitori. Sono state molte perdite in un arco di tempo ristretto, dice Houellebecq. Il tutto forse è stato aggravato dal fatto che, contrariamente a ciò che credevo, non ero un vero ateo, ma un vero agnostico. Riesaminando alla luce di ciò che so, la faccenda dell'esistenza di un creatore, di un ordine cosmico, di qualcosa del genere, mi sono reso conto che non mi sentivo in grado di rispondere né sì né no. Questa seconda motivazione, dice Houellebecq, è stata probabilmente più forte della prima nello scrivere questo libro. C'è un terzo motivo per il quale ho scritto questo libro ed è che l'inizio mi è piaciuto moltissimo. In pratica, in una volta sola di getto ho scritto tutta la prima parte fino a pagina 26 e l'ho trovata convincente. Il mio progetto però originariamente era molto diverso. Non doveva intitolarsi Soumission, ma la conversione. E inizialmente nei miei panni il narratore si convertiva sì, ma al cattolicesimo. Poi però non ci sono riuscito perché non funzionava. La definizione migliore di questo romanzo quale sarebbe? Satirico? No. Fantapolitico, dice. Mi sembra la miglior definizione. Al massimo, ma solo molto parzialmente, è una satira del giornalismo politico, della classe politica forse un po' di più, ma i personaggi principali non sono una satira. Come è venuto in mente a Houellebecq di inventare un ballottaggio tra Marine Le Pen e un musulmano? Beh, dice l'autore Houellebecq appunto in questa intervista, che compare oggi tradotta nel numero dell'Espresso, che stamani è in edicola. Per Marine Le Pen mi pare del tutto verosimile che arrivi al ballottaggio già nel 2017. Quanto al partito musulmano, qui andiamo al nocciolo della questione, dice l'autore del momento, Houellebecq, in questa intervista all'Espresso. Ho cercato, non all'Espresso, in questa intervista tradotta dall'Espresso. E l'intervista è fatta da uno dei critici letterari più famosi di Francia, uno dei coloro che hanno più spesso intervistato Houellebecq, Sylvain Bourmont. In ogni caso, il partito musulmano è il nocciolo della questione, dice in questa chiacchierata Houellebecq. Ho cercato di calarmi nei panni di un musulmano e mi sono reso conto che i musulmani in verità vivono in una situazione del tutto alienata. È evidente che sono molto lontani dalla sinistra e ancor più dagli ecologisti. Non si vede perché mai dovrebbero votare per la destra o per l'estrema destra che li rifiutano con tutte le forze. Cosa può fare quindi un musulmano che vuole votare? Si trova in una situazione impossibile perché non è rappresentato. Di conseguenza, secondo me, l'idea del partito musulmano è plausibile. Quanto all'immaginare che un partito del genere fra 7 anni possa vincere un'elezione presidenziale, beh, sono d'accordo, questo è poco plausibile, dice l'autore del romanzo Sottomissione, Houellebecq, per 2 ragioni principali. La prima è la più difficile. I musulmani dovrebbero riuscire a mettersi d'accordo tra loro. Dovrebbero trovare una persona intelligente di un talento politico eccezionale, qualità che io ho dato al mio personaggio, Ben Abbès, Mohammed Ben Abbès. Poco probabile, ma supponiamo che esista. Questo partito potrebbe compiere passi avanti, ma servirebbero più di 7 anni. Se si considera il metodo utilizzato dai fratelli musulmani,
notiamo una rete sul territorio fatta di associazioni di beneficenza, di luoghi di aggregazione culturale, di centri di preghiera, di vacanza e di cura, un po' l'equivalente di quello che fece il Partito Comunista. In un paese nel quale la miseria dilaga, tutto ciò potrebbe convincere anche più gente dei musulmani normali, perché oltretutto non ci sono soltanto i musulmani normali, ma anche i convertiti, persone che non sono di origine magrebina. Un tale processo in ogni caso richiederebbe decine di anni. In realtà, a questo proposito, il sensazionalismo mediatico riveste un ruolo negativo. Alludo per esempio a come è stata accolta la storia della conversione di un tizio che abitava in un piccolo villaggio della Normandia, francese al 100%, e per di più non aveva alle spalle una famiglia disgregata. Si è convertito ed è partito per combattere in Siria. In effetti è ragionevole supporre che per uno così ci siano svariate decine di persone che si convertono senza partire per la Siria. Combattere il jihad in Siria non è divertente, in fin dei conti, quindi fa presa soltanto su individui fortemente motivati dalla violenza, una minoranza. Si potrebbe anche dire che ciò che interessa a queste persone è partire per la Siria e non convertirsi? Non credo. Credo che esista un bisogno reale di Dio e che il ritorno del sentimento religioso non sia uno slogan, ma una realtà. Questo è solo l'inizio della conversazione di Houellebecq con Sylvain Bourmeau, tradotta oggi dall'Espresso. Purtroppo mi chiedo scusa, ma avremmo dovuto occuparci anche di altre cose, ma la mattinata è andata come è andata, un po' di corsa, un po' disorganizzata. Intanto se ci sono novità, mi ha fatto un cenno dalla regia che non ho compreso, perché il solito schermo è sempre nero, quindi non si legge alcunché. Dunque non è possibile aspettiamo con calma, perché tanto il bello della diretta, diceva quel famoso conduttore, aggiornamenti da Rai News, se li abbiamo li mandiamo in onda su quello che sta succedendo a Parigi, e con questo noi poi ci salutiamo qui. Per quanto mi riguarda, buon ascolto e buona prosecuzione di ascolto a tutti. E che cos'è? E allora sia chiaro il messaggio, perché io non è che sono il mago Zurlì qua in conduzione, adesso mi sto anche arrabbiando, chiedo scusa con chi mi ascolta, però se uno mi scrive aggiornamento Rai News, io cosa penso, essendo Rai News una rete televisiva? Che c'è un aggiornamento su Rai News. No, chiedo scusa a Giulio, buongiorno ai nostri amici ascoltatori, è un aggiornamento dal sito di Rai News, dice finita la caccia all'uomo, l'epilogo vicino, i sospetti benissimo. Sono barricati con una donna ostaggio. Allora non ci siamo capiti, perché io ho detto tenere d'occhio le reti televisive per mandare in onda eventuali servizi, perché se no se dici leggi il sito di Rai News. Comunque la finiamo qua, scusate amici all'ascolto, la prima volta che capita, però è stata una mattinata molto faticosa.